è rimasto ovviamente sorpreso perché era totalmente inconsapevole di questa pratica illecita. Ma davvero è vietato? È stata la prima incredula reazione del ragazzo, appena sedicenne, quando i finanzieri gli hanno trovato nello zaino, davanti all'ingresso della scuola, ben 72 confezioni di sigarette elettroniche usa e getta contenenti nicotina, appena arrivate dalla Cina e pronte per essere rivendute ai compagni di classe, molti dei quali minorenni. Oltre l'illegalità della vendita, bisogna sottolineare il fatto che questi prodotti non sono controllati, quindi non si sa che cosa contengono e questo può far male a chi li utilizza. Il giovane studente di un istituto superiore di Castelfranco Veneto stava per dare inizio a una piccola attività di commercio scolastico del tutto illegale. Il materiale sequestrato, oltre 7 kg di ricariche usa e getta, è risultato non dichiarato in dogana, in altre parole di contrabbando. I prodotti erano stati acquistati tramite un social network da un sito gestito da un'impresa cinese, ora sotto la lente dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Abbiamo segnalato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la piattaforma per il conseguente oscuramento, perché dal 1 gennaio 2025 è illegale vendere prodotti contenenti nicotina online. Per lo studente è scattato un verbale da capogiro, oltre 36.000 euro di sanzione amministrativa, per la quale, data la sua minore età, saranno chiamati a rispondere anche i genitori. Noi abbiamo parlato con la mamma, che ovviamente era abbastanza stupita, si è molto arrabbiata anche con il figlio. Dopo il lungo controllo e la spiegazione dettagliata delle conseguenze, il ragazzo, visibilmente scosso, ha però ringraziato gli agenti. Era pentito, sì, era pentito. Un gesto che ha colpito anche le Fiamme Gialle. I controlli verranno intensificati. La pratica della vendita fra minori di sigarette elettroniche è diffusa. Purtroppo ci siamo resi conto che effettivamente non si tratta di un caso isolato. Noi ovviamente continueremo a fare controlli di questo tipo per prevenire la diffusione di queste pratiche illegali, soprattutto tra i minori.